Crediamo nella forza della terra. Crediamo nel lavoro. Crediamo che per realizzare qualcosa di unico e genuino ci voglia dedizione, sacrificio e passione. Crediamo nei valori. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra, sempre al vostro fianco. Un sincero augurio di buon Natale e un 2024 di serenità e soddisfazioni. Arrivano le feste! Oddio, i bimbi! Cosa regalo? Per Ale il drone telecomandato all'utile e il dilettevole. Per Fede la specchiera con i trucchi, sempre all'utile e il dilettevole. E per mamma e papà? Un bel servizio da tavola Tognana, Guzzini o Giannini. È sempre all'utile e il dilettevole. Un mondo di giocattoli delle migliori marche. Trudi, Clementoni, Chicco, Lego e Hasbro. L'unico punto vendita giocheria in Ogliastra in via Mereo 42 a Tertenia. L'utile e il dilettevole è anche assortimento di addobbi natalizi e tutto per la casa. Tanti auguri e buone feste! Il mondo del lavoro cambia di continuo e non riesci a trovare quello giusto. Se sei disoccupato e maggiorenne, IEFCA ha la risposta che fa per te, con i nuovi percorsi formativi, come elettricista, meccanico, guida ambientale, escursionistica, saldatore nautico, assistente familiare e tanti altri. I corsi sono totalmente gratuiti e in più il tempo che dedichi alla tua formazione è rimborsato, comprese le spese di viaggio. Cosa aspetti? Entra a far parte del mondo del lavoro con IEFCA. Per tutte le informazioni chiama lo 0782 22 33 47. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Il Natale, i regali, i parenti, la noia. Sabato 23 dicembre il centro commerciale naturale Simba di Tortolì presenta Ogliastra Christmas Party nella location del Teatro Tenda di Tortolì. Special guest Damante per ballare tutta la notte. Cerca la tua prevendita su ticketsms.it. Sabato 23 dicembre Ogliastra Christmas Party, Teatro Tenda Tortolì. Sui social segui le pagine ufficiali CCN, Simba e Proloco Rocce Rosse Tortolì. La natura è il tuo habitat, la natura è il tuo lavoro, l'utile e il dilettevole garden, tutto per chi vive l'agricoltura e l'allevamento con passione. Elettroutensili Stihl, abbigliamento da lavoro U-Power, mangimi e foraggi. Nel nostro garden trovi le semenze, le piantine e i concimi per rendere perfetta la tua coltivazione. Tempo di raccolta olive, la nuova gamma accessori Campagnola e Stoker in esposizione a L'utile e il dilettevole garden, via Sardegna 122, Tertenia, per chi fa della natura la propria passione. Sei un disoccupato maggiorenne? 1000 invii e ai tuoi curriculum nessuna risposta? Non sei stanco di sentirti dire le faremo sapere? Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company Tortolì presentano i nuovi corsi formativi per Nuoro Ogliastra e Sarrabus. Operatore forestale, tecnico contabile, estetista, saldatore e manutentore del verde sono solo alcuni dei percorsi proposti. Nessun investimento, nessuna spesa e il tuo tempo è rimborsato con indennità di spesa e di viaggio. Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company, insieme per formare il tuo futuro. Via Temo 23 Tortolì. Tutte le info allo 0782 22 33 47. È bello sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. Per noi prendersi cura vuol dire ascoltarti, conoscerti, imparare a capire chi sei. Significa prestare attenzione ai dettagli e non dare nulla per scontato.
La cura è ciò che ci unisce da oltre 50 anni, perché prendersi cura vuol dire esserci. Ed essere Lube significa esserci sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992. Buonasera a tutti voi che ci state seguendo. Siamo qui in diretta dai nostri studi, lo studio di Nero su Bianco, la trasmissione di approfondimento di Radio Stella. Questa sera la dedichiamo a Tribunale di Lanusei. Abbiamo voluto giocare sul titolo Caro Babbo Natale, perché in questo periodo c'è chi scrive le letterine a Babbo Natale, c'è chi invece scrive le lettere al CSM, al Ministro di Grazia e Giustizia, per chiedere, per sapere quale sorte avrà il Tribunale di Lanusei. Per affrontare questo ragionamento noi abbiamo invitato operatori del diritto, avvocati, ma anche amministratori. Quindi io inizierei subito a salutarli. Inizierei da Salvatore Corrias. Grazie Salvatore, consigliere regionale, autore di una delle lettere, non a Babbo Natale ma al Ministro. Grazie per la tua presenza. Grazie a voi, ben trovati. Abbiamo un sindacalista, Giovanni D'Ascanio, lui è il delegato CISL per la giustizia in Ogliastra, lavora in tribunale. Sì. Grazie anche a te. Grazie. Abbiamo un avvocato, lui è il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei, Vito Cofano. Grazie anche a te per essere qui con noi. Abbiamo il segretario della Camera Penale del Tribunale di Lanusei, Mario Solanas. Buonasera a tutti. Infine abbiamo Davide Burchi, nella duplice veste di sindaco di Lanusei, dove ha sede appunto il presidio di giustizia, è avvocato. Grazie Giuseppe per l'invito, buonasera a tutti. Grazie a voi. Allora, partiamo proprio dalla situazione in cui versa il Tribunale. Chiaramente noi abbiamo voluto forzare. Diciamo che sotto il periodo ci consente anche di scherzare, ma non troppo, sulle letterine a Babbo Natale e appunto a chi dovrebbe in qualche maniera dare spiegazioni sul futuro del presidio. Vito Cofano, in che situazioni versa il Tribunale di Lanusei e perché c'è preoccupazione? Si parla ricorrentemente di un rischio chiusura, si paventa ma siamo a quel punto? Dunque, innanzitutto ti ringrazio per l'invito e per averci consentito e per consentirci di parlare appunto della situazione, della criticità non soltanto del Tribunale di Lanusei, ma dell'intero circondario che riguarda anche il giudice di pace di Tortolì e il stesso giudice di pace di Lanusei. Infatti le criticità della giustizia non riguardano soltanto gli avvocati o gli operatori di diritto, ma riguardano tutta la collettività. La domanda di giustizia è una domanda che interessa tutta la collettività e di conseguenza la giustizia è un bene imprescindibile per tutti noi. Onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione bisogna chiarire immediatamente che ad oggi non è depositato alcun progetto di legge o disegno di legge tendente a revisionare la geografia giudiziaria e di conseguenza a chiudere il Tribunale di Lanusei. Questo deve essere detto in modo chiaro e senza ombra di dubbio. Allo Stato non c'è un'ipotesi di chiusura del Tribunale. Il problema del Tribunale è un altro in questo momento. È un problema di funzionalità dovuta al fatto che allo Stato manca il Presidente del Tribunale, manca il Procuratore Capo, mancano altri magistrati e mancano i giudici di pace. In questo momento il circondario di Lanusei di fatto è in paralisi e dobbiamo muoverci, stiamo muovendo come Consiglio dell'Ordine, come Camera Penale, cercando di investire e coinvolgere di queste problematiche i soggetti istituzionalmente responsabili di questa situazione. Ti fermo subito, anche tu so che hai scritto, hai messo nero su bianco quelle che sono le criticità. A chi ti sei rivolto? Noi ci siamo rivolti come Consiglio dell'Ordine al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, ossia ai responsabili distrettuali della giustizia in Sardegna, cioè le figure apicali della magistratura in Sardegna. E ti dico la verità, ci hanno dato delle risposte molto chiare in cui hanno manifestato, hanno condiviso i problemi del Tribunale di Lanusei e hanno messo in atto delle procedure atte a consentire la supplenza, comunque la sostituzione dei magistrati che in questo momento
che in questo momento mancano nel Tribunale. Si tratta di procedure lunghe e si auspica che all'inizio del nuovo anno ci sia questa copertura appunto degli organici, e però in questo momento oggettivamente abbiamo grosse difficoltà nella funzionalità delle udienze che vengono rinviate all'improvviso e che chiaramente comportano una serie di disfunzioni per tutti gli utenti della giustizia, compresi non soltanto per gli avvocati, ma per tutti gli utenti. Chiarissimo. Passerei subito la parola a Giovanni D'Ascanio. Dal tuo punto di vista, cos'è che non sta dando? Cosa non funziona? E soprattutto quali sono le vostre preoccupazioni? Ricordiamo, tu sei un sindacalista, lavori nel Tribunale e sei anche RSU del Tribunale di Lanusei. Sì, allora io diciamo che posso portare quella che è la mia esperienza relativa soprattutto ad un periodo in cui, a seguito di una serie di pensionamenti durante gli ultimi 2 anni, abbiamo perso diverse unità di personale, soprattutto per quanto riguarda il personale apicale, e ci siamo trovati in grossa difficoltà. Una difficoltà che è dovuta soprattutto a un aspetto di carattere organizzativo. Infatti nelle figure apicali i 2 direttori amministrativi che sono andati in pensione ad oggi non sono stati sostituiti. Scusami, direttori amministrativi, procura e tribunale? No, io parlo solo in questo caso del tribunale, che erano delle figure importantissime nell'organizzazione, perché il direttore amministrativo gestisce, diciamo, tutta l'organizzazione amministrativa del Tribunale in senso stretto, oltre che a gestire anche gli appalti, perché il Ministero recentemente ha avuto la brillante idea di attribuire al personale amministrativo del Tribunale, dell'ufficio giudiziario, anche la gestione di quelli che sono gli appalti. Prima in capo a chi erano? Prima erano gestiti direttamente o dalla Corte d'Appello, che ha una struttura abbastanza importante e qualificata in questo senso, oppure direttamente dal Ministero a livello centrale. Adesso invece da qualche anno la gestione degli appalti è stata attribuita agli uffici locali. E questo, quindi è un carico di lavoro ulteriore? Sì, ulteriore rispetto a quello che normalmente il personale amministrativo gestisce. Quanto noi non abbiamo delle figure specializzate, ad esempio dei funzionari contabili, dei funzionari amministrativi, e comunque sia, essendo venute meno due figure come quelle dei direttori amministrativi non ancora rimpiazzati, abbiamo avuto grosse difficoltà. Da questo punto di vista devo dire che poi il personale presente in ufficio si è dato da fare e ha portato avanti l'ufficio anche senza queste figure. Però è chiaro che si tratta di un lavoro ulteriore rispetto all'amministrazione della giustizia che compete al personale giudiziario. Ecco. Chiarissimo, quindi amministrazione della giustizia che riguarda l'intero territorio ogliastrino. Salvatore, anche tu da poco hai preso carta e penna e hai scritto al Ministro di Grazia e Giustizia. Qual era il contenuto della missiva inviata al Ministro? Sì, buonasera di nuovo e bentrovati, grazie Giusy dell'invito. Intanto apprendiamo con favore, condividendone il sentimento, quanto il Presidente dell'Ordine ci ha testé riferito, che non c'è un pericolo imminente che ci sia una chiusura dei presidi, però ogni tanto ricorrono situazioni tali per le quali bisogna davvero dire nessun dorma, ecco. In verità avevo già scritto in data del 13 luglio del 2022 all'allora Ministro Cartabia, ebbi un riscontro dal gabinetto dello stesso Ministro in data del 24 ottobre con rassicurazioni sulle quali magari possiamo tornare anche dopo. Il 14 dicembre scorso ho scritto al Ministro Nordio anche in ragione del fatto che i sindacati, i sindaci, gli operatori di diritto e tutta la collettività hanno in qualche modo appreso di questo pericolo anch'esso imminente e comunque ahimè paventabile
della, come dire, classificazione diversa del carcere, perché se parliamo di funzionalità e di apparato territoriale è evidente che tutto si tiene, per cui l'altra volta il pericolo era la unificazione in un'unica corte d'appello, stavolta ci voleva, questo si temeva, e su questo dico che nessuno deve dormire sonni troppo tranquilli, anche se siamo sereni, destrutturare il tutto dal basso. Ecco, per questo scritto. Spero che non passino 3 mesi come l'altra volta prima che si abbia un riscontro formale che ci consenta appunto di dormirli tranquilli i nostri sogni e di avere dunque le giuste rassicurazioni. Io semplicemente insieme ai sindaci e ai sindacati so dell'incontro che c'è stato in prefettura giusto avantieri e ho chiesto, attendendo appunto un riscontro, di capire se queste voci fossero rispondenti a verità o meno. Prefettura, prefetto, i sindaci, Davide Burghi, il sindaco di Lanusei, che vi siete detti? Abbiamo parlato dell'altra metà della vicenda che fa parte dell'apparato giustizia in Ogliastra, che è relativa al carcere San Daniele. La casa circondariale di San Daniele ha una storia oramai importante e qualche giorno fa siamo stati informati da alcuni sindacalisti del fatto che ci fosse la possibilità che la struttura venisse convertita in una adibita alla ricezione dei minori. In particolare è determinata questa cosa dal fatto che la struttura di Quartucciu, che è l'unica in Sardegna operativa, deve essere oggetto di un intervento di ristrutturazione abbastanza importante che potrebbe causarne la chiusura momentanea, evidentemente. Questa è una cosa un po' anomala, perché il dipartimento minorile è diverso rispetto a quello del carcere ordinario a cui oggi accede il San Daniele. E quindi abbiamo, come dire, raccolto le voci di preoccupazione che si sono levate appunto dai sindacati. Abbiamo chiesto un incontro in prefettura alla quale abbiamo partecipato appunto insieme al Consiglio dell'Ordine e ai sindacati, per chiedere al prefetto, uno, se fosse vero, se a lui risultasse appunto un'ipotesi di questo tipo, oppure no. Quindi il prefetto è stato molto disponibile, ci ha convocato in tempi rapidissimi, forse dopo 2 giorni dalla richiesta, e condivide con noi la preoccupazione. Ma perché la preoccupazione? Perché non solo per il carcere, perché sbagliamo a considerare il carcere e il tribunale in maniera autonoma, distaccata, perché sono 2 presidi di giustizia che rappresentano lo Stato nel nostro territorio, che sono legati l'uno all'altro in maniera pressoché indissolubile. E se è vero che è più probabile che rimanga il tribunale senza carcere, è vero anche il contrario, cioè che un carcere senza tribunale non è ipotizzabile. Quindi la battaglia per la difesa dei 2 presidi va sempre svolta in maniera congiunta. È importantissimo il tribunale con quello che comporta, compresa la Procura della Repubblica, che evidentemente è legata inscindibilmente al Tribunale, ma è vero anche che è altrettanto importante il carcere. Attualmente sono 32 detenuti, tra l'altro con progetti molto interessanti riguardanti i sex offender. È la terza struttura in Sardegna per quanto riguarda i sex offender, ma c'è la possibilità di un'implementazione e di un'ulteriore specializzazione su quel tema. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori chi sono sì, ovviamente. I sex offender, sono, anche perché insomma all'interno delle vere categorie di detenuti ci sono alcune categorie speciali protette, tra virgolette, tra cui coloro i quali hanno svolto dei reati a sfondo sessuale e quindi che hanno un trattamento differente rispetto a quello degli ordinari, diciamo. Il Tribunale di Lanusei ha questa caratteristica che è molto importante in ordine sistematico perché ci rende un punto di riferimento sul livello regionale. Svolgiamo una funzione di supporto non solo per il territorio ma anche appunto per questa categoria che magari si integra in maniera diversa, più complicata nelle altre strutture un po' più grandi che sono nel resto della Sardegna, perché se il nostro carcere ha una ipotesi di contenimento di detenuti pari a 32 unità, altre strutture superano i 500, anche in Sardegna penso alla struttura di Utta. E quindi è evidente che non è sui numeri che possiamo vincere la nostra battaglia, ma sulla qualità. Da questo punto di vista, certamente il fatto che sia questa specializzazione, peraltro con un progetto anche da ultimo rilanciato, perché è un ragionamento che si fa da tanti anni, però da ultimo è stato rilanciato con una implementazione importante a livello progettuale, che è stato tra l'altro condiviso dalla
compianta dottoressa Incollu, che insomma cogliamo anche l'opportunità per ricordare. Quindi siamo andati per parlare di carcere, ma parlando di carcere parliamo di giustizia, perché il concetto che ha espresso bene il presidente del Cuore di Lanusei è che la giustizia non è per gli avvocati o per gli operatori di giustizia. La giustizia è un servizio indispensabile per i cittadini, quindi è evidente che i problemi che ci sono oggi sulla funzionalità devono essere affrontati tenendo conto della giusta sensibilità, perché così come i trasporti e la sanità è uno dei principi e dei servizi cardine che lo Stato deve garantire su tutti i livelli. Quindi l'Ogliastra è correttamente dimensionata col tribunale, col carcere, con i giudici di pace di Lanusei e Tortolì, e quindi correttamente ci attiviamo tutti insieme, evidentemente perché la battaglia è assolutamente comune, per difendere ciò che abbiamo e anche, perché no, per migliorarlo. Sì, a patto chiaramente che il presidio venga dotato del personale necessario. Arriviamo adesso alla Camera Penale. Spiegaci un attimino che cos'è, perché magari non tutti sanno che cos'è la Camera Penale. Mario. Grazie Giusy, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, la Camera Penale è un organismo, è un'associazione no profit ovviamente, che esiste alla Lanusei già da diversi anni. C'è stato di recente l'anno scorso il rinnovo delle cariche, sono stato nominato segretario, il presidente è l'avvocato Fabrizio De Murtas, che anzi saluta tutti quanti, non è potuto oggi venire per problemi personali, ed è un'associazione che chiaramente tutela diciamo, i diritti e comunque gli interessi dell'avvocatura penale, perché la Camera Penale diciamo, è una rappresentanza degli avvocati penalisti. Ciò non significa che non ruotino attorno alla Camera Penale anche degli interessi di tutti i colleghi che chiaramente fanno anche diritto civile, però più prettamente, marcatamente diciamo, è diretta alla a una visione, a uno studio del diritto penale anche attraverso l'organizzazione di corsi. Abbiamo già tenuto anche questa settimana, l'altra settimana, venerdì ne abbiamo un altro, dei corsi presso il Tribunale di Lanusei, peraltro aperti anche al pubblico, a chiunque abbia piacere e interesse a partecipare, che sono sulle più svariate materie penalistiche. L'ultimo che abbiamo fatto, ad esempio, c'era un professore, una professoressa universitaria dell'Università di Sassari, si è parlato di prevenzione, si è parlato quindi di misure di prevenzione post pena, e quindi una fase del procedimento penale in cui appunto vi è l'esecuzione della pena, quindi la finalità della pena è quella di rieducazione del condannato e non soltanto con finalità meramente punitiva. Insomma, diciamo che la Camera Penale è un organismo che coinvolge un'ampia platea di avvocati. E tu mi pare di capire sia preoccupata per quanto la Camera Penale, rappresentato dall'avvocato Coffano. Chiaramente la Camera Penale vigila insieme al Consiglio dell'Ordine affinché il nostro presidio giudiziario proceda a funzioni come dovrebbe. Purtroppo in questo momento storico devo dire che per una serie di contingenze che non sono volute da nessuno, perché sappiamo insomma che un magistrato è andato in pensione, il giudice di pace idem ha rinunciato quindi all'incarico per ragioni di età. Sappiamo anche che le procedure sono quelle previste dalla legge per la nomina, quindi attraverso l'indizione di un bando che deve comunque essere partecipato, perché non è che il Consiglio Superiore della Magistratura prende i magistrati e li manda alla Lanusei, no, ci deve essere una manifestazione di interesse da parte del magistrato. Quindi è un momento storico in cui chiaramente dobbiamo un po' stringere i denti, ecco, per usare una metafora, però siccome ha detto il collega Vito Cofano, è superabile. Noi ecco, speriamo che nel più breve tempo possibile il Presidente il Tribunale abbia un nuovo Presidente, tra l'altro sembrerebbe che sia già stato designato, e un nuovo Procuratore della Repubblica che purtroppo manca già da quasi un anno. Infatti entriamo un attimino nello specifico. Avvocato Coffano, chi manca all'appello?
Mancano le figure apicali dell'amministrazione di giustizia in Ogliastra. Manca il Presidente del Tribunale e il Procuratore Capo della Repubblica. Il CSM, anche a seguito di nostre sollecitazioni, ha bandito, ha indetto le 2 procedure di selezione. La prima procedura è andata deserta, cioè sia per il Presidente del Tribunale che per il Procuratore Capo. La seconda procedura hanno presentato per la Presidenza del Tribunale soltanto una domanda e per il Procuratore Capo 2 domande. Di queste 2 domande il CSM ha dichiarato l'inidoneità dei soggetti che hanno depositato la domanda. Sappiamo per quale motivo? Non si sa. Evidentemente a discrezione del CSM non avevano i requisiti in ordine ai quali, chiaramente sono situazioni rispetto alle quali noi come avvocati non siamo in grado di avere la piena conoscenza. Abbiamo visto semplicemente i deliberati e non c'era l'idoneità appunto all'incarico. Per quanto concerne il Presidente del Tribunale, invece risulta che è stata presentata una domanda dal dottor Nicola Caschili, che in questo momento è magistrato presso il Tribunale di Cagliari. Nicola Caschili, che è stato magistrato presso il Tribunale dei Musei una decina d'anni fa. Come prima nomina ha lavorato 4-5 anni, se non ricordo male, alla Musei. Il suo ritorno in Ogliastra sicuramente sarebbe accolto con gran favore da tutti noi, perché abbiamo conosciuto la grande professionalità, la grande dedizione al lavoro di dottor Caschili, e speriamo che il CSM da questo punto di vista acceleri le procedure e ci consenta di avere un Presidente del Tribunale che è il capo, che è il coordinatore dell'organizzazione del Tribunale, che ci consenta appunto di avere a marzo o aprile il Presidente. Un altro problema molto sentito è l'assenza dei giudici di pace di Tortoli e di Lanusei. Scusami, quindi mi stai dicendo che in questo momento gli uffici del giudice di pace non funzionano? In questo preciso momento gli uffici del giudice di pace sono privi di giudici titolari. Sono stati nominati a seguito di ulteriori solleciti alla Corte d'Appello dei supplenti, che per legge però i supplenti possono essere nominati tra i giudici onorari che operano all'interno del Tribunale della Lanusei. Il problema... Sguarniscono. Mi è anticipato. Dunque, nel momento in cui vengono nominati come giudici di pace non possono lavorare presso il Tribunale. Ecco perché noi come avvocati, come Assemblea degli Avvocati, siamo sempre vigili e attenti, e prendo spunto anche dalle parole dell'onorevole Corrias in precedenza. Noi in questo momento abbiamo proclamato lo stato di agitazione, che è un primo step che mi auguro che venga in qualche modo ritirato, perché sta a significare che la funzionalità del Tribunale del Giudice di Pace venga ripristinata. Però nel caso in cui chiaramente non ci vengano attribuiti dei giudici e non ci venga consentita una normale funzionalità, noi come avvocati siamo pronti alla mobilitazione, come abbiamo sempre fatto. Ti blocco qui perché è arrivato il momento del primo blocco pubblicitario. Io do la parola alla regia per la nostra pubblicità, poi riprendiamo il ragionamento anche sui carichi di lavoro, sulle lungaggini che purtroppo caratterizzano l'amministrazione della giustizia, non solo in Ogliastra, ma anche e soprattutto in Ogliastra. A voi regia. Crediamo nella forza della terra, crediamo nel lavoro, crediamo che per realizzare qualcosa di unico e genuino ci voglia dedizione, sacrificio e passione. Crediamo nei valori. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra, sempre al vostro fianco. Un sincero augurio di buon Natale e un 2024 di serenità e soddisfazioni.
feste? Oddio, i bimbi! Cosa regalo? Per Ale il drone telecomandato all'utile e il dilettevole. Per Fede la specchiera con i trucchi, sempre all'utile e il dilettevole. E per mamma e papà? Un bel servizio da tavola Tognana, Guzzini o Giannini. È sempre all'utile e il dilettevole. Un mondo di giocattoli delle migliori marche. Trudi, Clementoni, Chicco, Lego e Hasbro. L'unico punto vendita giocheria in Ogliastra in via Mereo 42 a Tertenia. L'utile e il dilettevole è anche assortimento di addobbi natalizi e tutto per la casa. Tanti auguri e buone feste! Il mondo del lavoro cambia di continuo e non riesci a trovare quello giusto. Se sei disoccupato e maggiorenne, IEFCA ha la risposta che fa per te, con i nuovi percorsi formativi come elettricista, meccanico, guida ambientale, escursionistica, saldatore nautico, assistente familiare e tanti altri. I corsi sono totalmente gratuiti e in più il tempo che dedichi alla tua formazione è rimborsato, comprese le spese di viaggio. Cosa aspetti? Entra a far parte del mondo del lavoro con IEFCA. Per tutte le informazioni chiama lo 0782 22 33 47. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar, momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Il Natale, i regali, i parenti, la noia. Sabato 23 dicembre il centro commerciale naturale Simba di Tortolì presenta Ogliastra Christmas Party nella location del teatro tenda di Tortolì. Special guest Damante per ballare tutta la notte. Cerca la tua prevendita su ticketsms.it. Sabato 23 dicembre Ogliastra Christmas Party, teatro tenda Tortolì. Sui social segui le pagine ufficiali CCN, Simba e Proloco Rocce Rosse Tortolì. La natura è il tuo habitat, la natura è il tuo lavoro, l'utile e il dilettevole garden, tutto per chi vive l'agricoltura e l'allevamento con passione. Elettroutensili Stihl, abbigliamento da lavoro U-Power, mangimi e foraggi. Nel nostro garden trovi le semenze, le piantine e i concimi per rendere perfetta la tua coltivazione. Tempo di raccolta olive, la nuova gamma accessori Campagnola e Stoker in esposizione a L'utile e il dilettevole garden, via Sardegna 122, Tertenia, per chi fa della natura la propria passione. Sei un disoccupato maggiorenne? 1000 invii e ai tuoi curriculum nessuna risposta? Non sei stanco di sentirti dire le faremo sapere? Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company Tortolì presentano i nuovi corsi formativi per Nuoro Ogliastra e Sarrabus. Operatore forestale, tecnico contabile, estetista, saldatore e manutentore del verde sono solo alcuni dei percorsi proposti. Nessun investimento, nessuna spesa e il tuo tempo è rimborsato con indennità di spesa e di viaggio. Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company. Insieme per formare il tuo futuro. Via Temo 23 Tortolì. Tutte le info allo 0782 22 33 47. È bello sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. Per noi prendersi cura vuol dire ascoltarti, conoscerti, imparare a capire chi sei. Significa prestare attenzione ai dettagli e non dare nulla per scontato. La cura è ciò che ci unisce da oltre 50 anni, perché prendersi cura vuol dire esserci. Ed essere Lube significa esserci sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992.
Rieccoci qua, siamo di nuovo in studio, in diretta dal nostro studio di Radio Stella, nero su bianco. Questa sera affrontiamo l'argomento del Tribunale di Lanusei e del carcere. Questo perché di recente insomma, ci sono registrate alcune preoccupazioni sia da parte degli avvocati ma anche da parte della politica regionale rispetto appunto a un paventato rischio chiusura del carcere e del tribunale, un rischio che abbiamo sentito dalla viva voce dei nostri ospiti in questo momento non esiste. Fatto sta che il carcere di Lanusei, scusate, il Tribunale di Lanusei funziona un po' a singhiozzo perché mancano i giudici, la procura è sguarnita, al Tribunale manca il presidente e quindi chiaramente ne risente l'amministrazione della giustizia. Il sindacato come si sta attrezzando per ovviare a questa situazione, insomma, sgradevole? Cosa state facendo? Noi come diciamo, organizzazione sindacale diciamo che monitoriamo continuamente la situazione. Il nostro referente al Ministero ci informa diciamo, immediatamente, quotidianamente di quella che sono le novità più importanti. Ad oggi diciamo che la situazione, come diceva anche l'avvocato Cofano, è abbastanza tranquilla per quanto riguarda le voci su una eventuale chiusura del presidio. Questo però non vuol dire che la situazione sia rosea, soprattutto come già detto anche dagli altri ospiti per quanto riguarda diciamo, la nomina di un presidente del tribunale, che è una nomina fondamentale perché il presidio poi funzioni, e la mancanza anche di un procuratore, che sono due figure importantissime. È chiaro che senza le figure dirigenziali, che come già dicevo prima, per quanto riguarda il personale amministrativo e per quanto riguarda le figure più importanti, cioè presidente e procuratore, la nomina è una nomina che deve essere sollecitata. È vero che anche a quanto sappiamo noi, quanto ci hanno riferito, c'è stata la presentazione di una domanda da parte del dottor Caschili per quanto riguarda la nomina diciamo, alla carica di Presidente del Tribunale, e noi speriamo che vada a buon fine. Almeno la casella si riempia, insomma. Sì, non sarebbe male. Diciamo che anche la nomina del Presidente avrebbe un suo significato e andrebbe a dare un impulso importante alla macchina giudiziaria, perché in questo modo, cioè fino a questo momento, noi abbiamo avuto un presidente che si è dimesso per ragioni personali e che ha operato per poco più di 1 anno e mezzo. Se ricorda il dottor Giorgio Cannas, esatto, che proveniva da Nuoro. Che è stato sostituito da un facente funzioni che è il dottor Mariano Arca, che è prossimo alla pensione. È prossimo alla pensione. È chiaro che per quanto un facente funzioni si adoperi e si attivi per il funzionamento del Tribunale, non può essere paragonato al Presidente vero e proprio. Chiarissimo, è un ragionamento che fila perfettamente. Io chiederei alla regia se siamo in grado di videocollegarci con un altro sindacalista, mi riferisco a Michele Cireddu. No, non c'è in questo momento, io ne approfitto per ricordarvi le nostre solite informazioni di servizio, quindi le nostre frequenze: la provincia Ogliastra FM 102.104, Tertenia 100.5, Sarrabus 92, poi abbiamo la nuova frequenza di Nuoro Centro 88.6. Vi ricordo anche il canale DAB 10C che copre Cagliari e Interland, e vi ricordo i numeri di telefono ai quali i nostri ascoltatori possono chiamare se vogliono rivolgere qualche domanda. Il fisso è lo 0782 62 25 05, e poi c'è il numero WhatsApp 379 13 74 733. Ricordo inoltre i nostri canali social: Facebook Radio Stella Tortoli, YouTube Radio Stella Tortoli e il nostro sito internet nuovo di zecca, www.radiostellatortoli.it. Mi dicono che dalla regia
abbiamo ripristinato il collegamento con Michele Cireddu, eccolo qua. Buonasera, buonasera Michele Cireddu, grazie per la disponibilità. Vorrei che ricordasse al nostro pubblico qual è il suo ruolo. Lei è il segretario regionale della pubblica amministrazione Polizia Penitenziaria della UIL. Non vorrei aver commesso un errore, è così? Perfetto, non so se ha seguito il nostro... Non so se ha seguito la nostra chiacchierata in cui si sottolineavano i problemi del tribunale da una parte ma anche del carcere. Qual è la posizione della UIL rispetto alle problematiche del carcere di Lanusei? Intanto vi ringrazio per aver voluto la presenza anche della Polizia Penitenziaria alla trasmissione. Noi proprio l'altro ieri, anzi, siamo andati ad incontrare il prefetto di Nuoro per esporle le gravi difficoltà che affrontiamo ogni giorno per garantire questo presidio di legalità che ogni tot di tempo, ogni tanto cercano di chiudere con metodi che, diciamo così, definiamo molto discutibili. Noi abbiamo adesso interloquito anche con il procuratore che si è insediato da poco. Il Dipartimento non ha nessuna notizia al riguardo, mentre il Dipartimento della Giustizia Minorile dà quasi per certo che la struttura passerà, diciamo così, in mano alla giustizia dei minori. Sono due dipartimenti diversi e praticamente c'è un passaggio intermedio che sarebbe il demanio, perché se una struttura passa dagli adulti ai minori c'è questo passaggio che è inevitabile, passa al demanio. Siccome noi abbiamo, diciamo così, preventivato che per i minori la struttura di Lanusei non è idonea, perché ci sono delle esigenze completamente diverse rispetto a quelle che, diciamo così, destinate agli adulti, di conseguenza ci sembra quasi che sia una volontà politica di chiudere l'istituto. Poi il fatto anche che il Dipartimento non smentisca, non confermi, significa che è solo ed esclusivamente una, diciamo così, volontà politica. Si sente malissimo, mi scusi Cireddu, la sento malissimo, ogni tanto si blocca il collegamento. Prego. Okay. Prego. No, si è frizzato. No, guardi, no, sì, assolutamente, sicuramente un problema di connessione. Magari riprendiamo il suo ragionamento non appena si ripristina il collegamento in una maniera ottimale. Vediamo un attimino se ci riusciamo. Quindi stava dicendo il problema del demanio. Ma il demanio praticamente è un passaggio obbligatorio quando si transita una struttura dagli adulti ai minori. Di conseguenza noi vogliamo proprio scongiurare questo passaggio, perché significherebbe la chiusura totale dell'istituto. Tra l'altro chiudere un istituto, come diceva anche con il prefetto, il sindaco Davide Burchi, chiudere un istituto che è in perfetta simbiosi con il tribunale, significa che l'altra struttura sarebbe a rischio, perché in un territorio che va ma lontano dalle grandi città, mi riferisco a Nuoro e Cagliari, chiudere una struttura di legalità del genere è uno scempio per il territorio, ma anche per la legalità, perché stai chiudendo un importante presidio di legalità che di sicuro... Sì, purtroppo abbiamo questi problemi tecnici. Torniamo in studio. Salvatore Corrias, l'unico consigliere regionale. Parliamo di territorio, parliamo, come dire, di problemi di un territorio che paga comunque lo scotto della, passatemi il termine, non è proprio corretto, della marginalità. Forse è una questione di numeri, forse è una questione di scarsa attenzione, ma come giustamente diceva Giovanni D'Ascanio, già la nomina del Presidente del Tribunale potrebbe rappresentare un segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio. Questo nostro ragionamento va a innestarsi appunto in un territorio che comunque mostra segni di sofferenza. Sì, la politica cosa può fare? Io dico che la classe politica
i governanti, tutti i portatori di interesse debbano essere ragionevolmente preoccupati, per riprendere il discorso che facevamo prima. Anche perché io ricordo quei 2 anni, con l'anno e mezzo tra il dicembre del 2015 e il maggio del 2017, quando ci fu una forte mobilitazione, uno stato di agitazione nel territorio, laddove avevamo una notizia nemmeno troppo informale, per la quale apprendemmo che c'era una probabile dismissione del Tribunale di Lanusei. Nel senso che non c'era l'intenzione di investire sotto il profilo delle risorse umane, ma anche sotto altri profili, probabilmente sulla struttura. Poi c'è stato un lungo periodo di silenzio, Vox Populi ogni tanto, essendo la voce della verità, ci riporta ad un possibile stato di agitazione, dinanzi al quale la classe politica e governante non può essere insensibile. Ora il paventato, non saprei neanche come definirlo, declassamento, spostamento di competenze dell'istituto carcerario in altra sede. Io, quando ho scritto una settimana fa, rispetto per esempio a quanto avevo fatto un anno fa, rivolgendomi al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, stavolta ho scritto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, parlando di personale di servizi, ma anche al Dipartimento per la Giustizia Minorile, che evidentemente ha altre competenze. È evidente che parliamo di un presidio di Stato, di un presidio di legalità, di un presidio di civiltà. Noi siamo sempre in agitazione in Ogliastra, perché l'ospedale è sempre, anch'esso essendo un presidio che dovrebbe garantirci diritti costituzionali e universali imprescindibili, c'è sempre il sentore che qualcosa non funzioni, ed è più di un sentore. Altrettanto per il resto. Potremmo parlare anche del dimensionamento scolastico, ma è un'altra storia, non tanto diversa, ma è un'altra storia. E poi la questione che ci riguarda tutti, io sono l'unico non avvocato in questa sede, sono un utente anche di quei servizi, sovente magari anche il nostro malgrado, ma Dio benedica e mantenga gli avvocati, ci mancherebbe, perché tant'è. Ma se pensiamo per esempio all'utenza di un carcere minorile, dovremmo tornare al discorso che si faceva prima. Ci sta anche che a Quartuccio debbano rivisitare materialmente la struttura, ma questo non giustifica altre scelte sulla pelle degli ogliastrini. Poi dico anche che se mancano le figure apicali presso il Tribunale, altrettanto, ahimè, va detto sull'istituto carcerario, perché mi risulta che ci sia un comandante facente funzioni e altrettanto un direttore. Non c'è nemmeno, non c'è proprio. No, noi abbiamo sia un direttore che un comandante. Che sono nell'organico delle... Sì, sì. Ok. Sì, sono. Noi da quel punto di vista, come apicali in carcere, siamo coperti. Perfetto. Quello è il problema di Nuoro. Ecco, sì. Mi sia consentito, Giusy, so che me lo consentirai, anche ricordare qua la dottoressa Incollu, dopo la vicenda della quale, fra l'altro, ci sono state anche alcune osservazioni probabilmente fuori luogo relativamente alla sussistenza dello stesso istituto, laddove abbiamo sposato in pieno la causa di chi opera dentro quell'istituto e lo fa con forte abnegazione, quindi Dio mantenga e benedica anche le guardie carcerarie, oltre che gli avvocati. Sì, magari se riuscissimo a ripristinare il collegamento, sì, lo dico non invocandomi ad altre aggiungere. forze, ma veramente richiamando l'attenzione anche appunto della classe politica, affinché il servizio, questo tipo di servizio, resista, che non diventi un qualcosa che possa essere il grimaldello, la leva invece per destrutturare un presidio che è fondamentale. Però magari poi dopo mi riservo di tornare, se me lo consentirai. Grazie. Che cosa intende fare il Comune qualora il progetto di transizione dalla giustizia, dal carcere ordinario al penitenziario minorile andasse in porto? Allora, io voglio intanto ribadire una cosa molto importante. Allora, siccome prima parlavi di territorio marginale, allora, viviamo in un'epoca in cui i cambiamenti sono rapidissimi e ci sono delle grandi opportunità per un territorio come l'Ogliastra che come dire, può vivere, avrà l'opportunità di vivere questa presunta marginalità in maniera completamente diversa.
In particolare però devono cambiare alcune cose e ci deve essere un livello di servizi adeguato. Quando noi diciamo i fruitori della giustizia, noi non parliamo semplicemente di quelli che vanno in tribunale per la causa civile piuttosto che per quella penale, no, parliamo di tutti, perché dobbiamo pensare che un investitore ogliastrino, italiano o straniero, investe in Ogliastra se sa di poter contare sui tempi di una giustizia celere qualora avesse un problema. Un turista viene in Ogliastra se sa di poter contare su un livello di servizio sanitario adeguato, perché altrimenti non viene in Ogliastra e sceglierà un'altra meta per la sua vacanza, perché non riuscirà a viverla con la giusta serenità. L'Ogliastra, l'attuale livello di servizi in Ogliastra è dimensionato sulla base di quello che gli ultimi decenni hanno dimostrato essere le nostre esigenze. Penso alle piante organiche più che a quello che succede realmente, perché non posso accettare che non si possa nascere in Ogliastra, che pediatria sia ancora chiuso. Nell'atto aziendale in tutti gli atti di programmazione è scritto che si può nascere in Ogliastra, ma oggi non si nasce in Ogliastra. Sulla carta, ma così come sulla carta abbiamo 3 persone che lavorano in procura, 3 magistrati e ne abbiamo 2. Così come abbiamo delle figure che mancano. Il PNRR è legato, i finanziamenti del PNRR sono legati anche alla tempistica della giustizia e all'applicazione delle riforme Cartabia. Dico le riforme perché ce n'è una per il civile e una per il penale. E c'erano anche dei progetti obiettivo che prevedevano l'assunzione di tutta una serie di figure che potessero nelle cancellerie svolgere una funzione di supporto. Queste figure evidentemente non sono in grado di svolgere appieno il loro lavoro se mancano gli apicali, che comunque, avendo una funzione direttiva ma di stampo quasi manageriale, evidentemente devono coordinare tutte le attività. Il sistema è talmente interconnesso che non ci può mancare nessun tassello. Nessuno può essere, non possiamo rinunciare a nulla a cuor leggero. Quindi noi, carcere, tribunale, ospedale, singolo reparto dell'ospedale, faremo sempre tutto quanto il nostro potere per cercare di risolvere il problema. Sempre. Perché non possiamo arretrare. Su queste dinamiche molto spesso, ma non solo per la familiarità che io ho oggi con i colleghi, col COA piuttosto che con la Camera Penale per il ruolo che svolgo, perché c'è sempre stata una connessione fortissima tra il Comune di Lanusei e l'Ordine degli Avvocati, ma è normale che sia così, perché condividiamo le stesse preoccupazioni e abbiamo le stesse esigenze e abbiamo quindi spesso la stessa visione politica. Quindi molto spesso facciamo dei comunicati stampa congiunti, perché quando ci si dice che quell'accadimento tragico avviene perché il carcere di Lanusei non è stato chiuso, è chiaro che noi rimandiamo al mittente quel tipo di osservazione che peraltro era fuori luogo. Chiaramente, se spieghiamo un attimino, ci riferiamo alla scomparsa della dottoressa Incollu che è venuta a mancare in seguito ad un incidente stradale. Mentre dal carcere di Lanusei si recava quello di Nuoro e quindi qualcuno, secondo me sbagliando in maniera completa il taglio, dopo aver ricordato con bellissime parole che tutti noi condividiamo quanto ha fatto la dottoressa Incollu nello svolgimento della sua funzione, ma prima ancora come persona, ha detto che non sarebbe successo se il carcere di Lanusei fosse stato chiuso, come auspicato da parte delle persone che lavorano nei vari dipartimenti. Ecco, la logica è opposta, cioè il territorio ha diritto, come tutti gli altri territori, ad avere un livello di servizi adeguato. Il Comune di Lanusei, tutti gli altri comuni, tutte le istituzioni sono insieme in questa battaglia, perché è una battaglia che non possiamo permetterci di perdere, perché un solo tassello indebolisce tutti gli altri. Prima ho detto che carcere e tribunale sono legati in maniera a doppio filo, è vero questo, ma sono legati a tutto il resto. Se noi non vediamo, non consideriamo l'Ogliastra e i servizi dell'Ogliastra nella loro interezza, evidentemente non cogliamo il fatto che noi abbiamo un ruolo oggi che i nostri padri hanno svolto prima di noi, che dobbiamo difendere questo livello di servizi. E non è scontato, perché la recessione, non tanto economica quanto demografica, mette sempre in discussione questo livello di servizi. Per quello io prima ho parlato della specializzazione del carcere,
perché noi vinciamo la battaglia se riusciamo ad offrire dei servizi a livello regionale, se nello scacchiere regionale l'Ogliastra può essere, e può farlo, insostituibile. Chiaro. Approfondiamo un attimo invece quelli che sono i tempi del processo, no? Dal punto di vista penale, la Lanusei come si comporta? Dal punto di vista dei tempi, dobbiamo dire che la Lanusei non è un fanalino di coda, come invece purtroppo lo è per quanto riguarda il rapporto con gli abitanti, quindi col bacino d'utenza. Ricordo che noi siamo, il Tribunale di Lanusei è il tribunale più piccolo d'Italia, e non lo dico soltanto per mortificare quello che, ma i numeri parlano chiaro. Noi abbiamo un primato, eravamo la provincia più piccola d'Italia, la provincia Mignol, ma piccolo non noi sempre siamo brutto, il tribunale più piccolo d'Italia che comunque funziona in maniera adeguata, e siamo il secondo, il tribunale, pensate che il penultimo tribunale ha il doppio del bacino d'utenza rispetto alla Lanusei, mi pare essere Gorizia. Quindi siamo sempre bersaglio di continue istanze di soppressione, istanze di chiusura, che per quella che è la mia esperienza ormai ventennale è un déjà vu. Cioè periodicamente e con cadenza diciamo periodica, non passa un lustro che non ci troviamo davanti nuovamente a un rischio soppressione, e devo dire che le istanze provengono dalle autorità sia politica, talvolta amministrativa, governativa, e purtroppo talvolta anche da parte della magistratura, che comunque per un motivo o per un altro, in forza di una logica diciamo di riorganizzazione degli uffici giudiziari, ogni tanto propongono la rivisitazione delle circoscrizioni. E da dove si parte? Si parte sempre dal tribunale più piccolo, dal tribunale che ha un rapporto diciamo con il bacino d'utenza minore rispetto agli altri. Ecco, devo dire che negli ultimi decenni sta prevalendo quella che è la politica dei numeri, mi dispiace dirlo ma è così, e cioè della convenienza economica, della valutazione economica del servizio, che viene preso di mira di volta in volta. E quindi chiaramente quando ci sono delle rimodulazioni da fare viene preso sempre bersagliato il più debole, e noi siamo purtroppo un tribunale debole, perché fa capo al tribunale, fa capo una popolazione di 160 e pochi più mila abitanti. Ma non è questo il problema, secondo... Forse hai messo un 100.000 di più? 160.000? No? 60.000. Okay. Il problema è invece che attorno al tribunale, come diceva il collega sindaco di Lanusei, attorno al tribunale ruotano tutta una serie di altri servizi che sono direttamente connessi, che sono appunto il carcere, anch'esso continuamente sotto bersaglio, la Procura della Repubblica, il Comando dei Carabinieri, cioè sono tutti dei servizi chiaramente che dipendono dalla sopravvivenza del tribunale. Quindi la Camera Penale è attenta e vigila e continuerà a vigilare, perché non possiamo permettere che dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, che sono il diritto alla giustizia, il diritto alla salute, il tribunale e l'ospedale di Lanusei, voglio dire, sono dei servizi essenziali. Non vediamo anche per quanto riguarda l'ospedale l'impoverimento graduale e progressivo dei servizi essenziali sanitari del cittadino. Quindi dobbiamo vigilare ed evitare e stare attenti che insomma la politica dei numeri non prevalga sui diritti costituzionali, che sono quelli
che spettano a tutti i cittadini, siano di serie A o di serie B, e quindi siano cittadini di un piccolo territorio svantaggiato e penalizzato come l'Ogliastra, o che siano cittadini delle grosse città metropolitane come Roma, Milano o Palermo, che ovviamente non hanno i problemi che abbiamo noi. Per tornare alla domanda iniziale, no, i tempi per quanto riguarda il Tribunale di Lanusei, per quanto riguarda il penale, sono, devo dire, nella media nazionale. Quindi, ovvero celebrazione di un processo. Ora forse il collega Vito Cofano sa essere più preciso, però un procedimento di primo grado in 3 anni, insomma, arriva a compimento normalmente. Poi ci sono dei casi eccezionali e dei casi contingenti come questo, dove a causa della mancanza di magistrati i tempi si possono allungare. Per quanto riguarda il civile, i tempi si sono un po' allungati rispetto al passato. Io ricordo che qualche anno fa il Tribunale di Lanusei fu uno dei primi per quanto riguarda le sentenze, diciamo, i tempi di celebrazione del procedimento civile. Ricordo perfettamente anch'io, la Presidente Paola Murro. La dottoressa Paola Murro era ai primi posti, quindi dal momento dell'inizio della causa fino alla definizione del primo grado. Adesso certo abbiamo, come si è detto, penuria di magistrati, e chiaramente questo è un momento in cui i tempi si sono un pochino dilatati rispetto al passato. Chiarissimo, siamo arrivati al secondo blocco pubblicitario e ci stiamo avvicinando anche alla conclusione di questa nostra trasmissione. Io direi di dare subito la parola alla regia per la pubblicità e poi affideremo al vostro intervento la conclusione, la riflessione finale su questa nostra chiacchierata. A voi! Crediamo nella forza della terra, crediamo nel lavoro, crediamo che per realizzare qualcosa di unico e genuino ci voglia dedizione, sacrificio e passione. Crediamo nei valori. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra, sempre al vostro fianco. Un sincero augurio di buon Natale e un 2024 di serenità e soddisfazioni. Arrivano le feste! Oddio, i bimbi! Cosa regalo? Per Ale il drone telecomandato all'utile e il dilettevole. Per Fede la specchiera con i trucchi, sempre all'utile e il dilettevole. E per mamma e papà? Un bel servizio da tavola Tognana, Guzzini o Giannini. È sempre all'utile e il dilettevole. Un mondo di giocattoli delle migliori marche. Trudi, Clementoni, Chicco, Lego e Hasbro. L'unico punto vendita giocheria in Ogliastra, in via Mereo 42 a Tertenia. L'utile e il dilettevole è anche assortimento di addobbi natalizi e tutto per la casa. Tanti auguri e buone feste! Il mondo del lavoro cambia di continuo e non riesci a trovare quello giusto. Se sei disoccupato e maggiorenne, IEFCA ha la risposta che fa per te, con i nuovi percorsi formativi, come elettricista, meccanico, guida ambientale, escursionistica, saldatore nautico, assistente familiare e tanti altri. I corsi sono totalmente gratuiti e in più il tempo che dedichi alla tua formazione è rimborsato, comprese le spese di viaggio. Cosa aspetti? Entra a far parte del mondo del lavoro con IEFCA. Per tutte le informazioni chiama lo 0782 22 33 47. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir, Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Emi, cos'ha da dire sul capitolo Emi? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Emi perché è Emi. Emi Beauty Hair,
Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Il Natale, i regali, i parenti, la noia. Sabato 23 dicembre il centro commerciale naturale Simba di Tortolì presenta Ogliastra Christmas Party nella location del Teatro Tenda di Tortolì. Special guest Damante per ballare tutta la notte. Cerca la tua prevendita su ticketsms.it. Sabato 23 dicembre Ogliastra Christmas Party, Teatro Tenda Tortolì. Sui social segui le pagine ufficiali CCN, Simba e Proloco Rocce Rosse Tortolì. La natura è il tuo habitat, la natura è il tuo lavoro, l'utile e il dilettevole garden, tutto per chi vive l'agricoltura e l'allevamento con passione. Elettroutensili Stihl, abbigliamento da lavoro U-Power, mangimi e foraggi. Nel nostro garden trovi le semenze, le piantine e i concimi per rendere perfetta la tua coltivazione. Tempo di raccolta olive, la nuova gamma accessori Campagnola e Stoker in esposizione a L'utile e il dilettevole garden, via Sardegna 122, Tertenia, per chi fa della natura la propria passione. Sei un disoccupato maggiorenne? 1000 invii e ai tuoi curriculum nessuna risposta? Non sei stanco di sentirti dire "le faremo sapere"? Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company Tortolì presentano i nuovi corsi formativi per Nuoro Ogliastra e Sarrabus. Operatore forestale, tecnico contabile, estetista, saldatore e manutentore del verde sono solo alcuni dei percorsi proposti. Nessun investimento, nessuna spesa e il tuo tempo è rimborsato con indennità di spesa e di viaggio. Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company, insieme per formare il tuo futuro. Via Temo 23 Tortolì. Tutte le info allo 0782 22 33 47. È bello sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. Per noi prendersi cura vuol dire ascoltarti, conoscerti, imparare a capire chi sei. Significa prestare attenzione ai dettagli e non dare nulla per scontato. La cura è ciò che ci unisce da oltre 50 anni, perché prendersi cura vuol dire esserci. Ed essere Lube significa esserci sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992. Eccoci qua, di nuovo in diretta dal nostro studio Radio Stella, nero su bianco. Caro Babbo Natale, non chiuderci né il carcere e tantomeno il Tribunale di Lanusei, anche perché pagheremo lo scotto non avremo garantita l'amministrazione della giustizia, che è un diritto, come stanno dicendo qui i nostri ospiti, costituzionalmente sancito. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, io direi di affidare subito a chi è in studio, a chi ha partecipato a questa nostra chiacchierata, le riflessioni conclusive. Giovanni D'Ascanio, sindacalista, delegato CISL per la giustizia Ogliastra, a commento di questa nostra chiacchierata, cosa ti senti di dire? Io vorrei lanciare un appello a conclusione di questa discussione che abbiamo tenuto oggi. Cioè vorrei anche lanciare un appello alla politica, anche nazionale ma anche regionale, cioè far capire che in realtà questo concetto, questa logica della centralizzazione dei servizi è una logica completamente sbagliata, perché comporta l'abbandono delle zone periferiche, cioè delle province, delle piccole realtà come può essere l'Ogliastra. È vero che noi abbiamo numeri bassi, perché abbiamo 60.000 abitanti, ma anche questi abitanti hanno la necessità di avere dei servizi che possono essere l'ospedale, che sono il carcere, che sono il tribunale. Non possiamo pensare di concentrare tutti questi servizi in un unico luogo. La logica è quella di trasferire tutto a Cagliari o a Nuoro.
E questo perché in ogni caso la centralizzazione dei servizi comporterebbe una diminuzione della qualità dei servizi. E vi faccio un esempio. L'esempio è dei professionisti che da Cagliari, quindi si rivolgono al Tribunale di Lanusei perché i tempi del Tribunale di Cagliari sono tempi lunghissimi. Ci riferiscono questi professionisti che si rivolgono ai nostri uffici per le asseverazioni, ad esempio, delle perizie, che a Cagliari per asseverare una perizia hanno tempi di 3 mesi. Sono tempi lunghissimi. Noi è un servizio che offriamo in 2 o 3 giorni, ecco, fissiamo appuntamenti a 2 o 3 giorni. A Cagliari per poter asseverare una perizia i professionisti devono attendere anche 2 o 3 mesi. E questo è un esempio della illogicità del concetto di centralizzazione dei servizi, perché se noi concentriamo i servizi in un unico luogo, è chiaro che avremo servizi qualitativamente inferiori. Mi offri il destro per chiamare in causa la politica regionale, il nostro consigliere, un ragionamento che non fa una piega, non si possono centralizzare i servizi anche perché ne pagheremo tutti lo scotto. Senatore Corrias. Ti confesso che al destro avrei preferito il sinistro. Ma vabbè, ma insomma. Va bene comunque, sì, mi sia consentito di far notare che giusto nella giornata di avantieri il governo ha impugnato parte della norma consistente nel collegato alla finanziaria, laddove il legislatore, in maniera anche condivisa, mi riferisco al legislatore regionale, quindi al Consiglio regionale, ha scritto una norma transitoria sulle province, dicendo in buona sostanza che se province volete fare, dovete per forza indire un referendum, quindi qualcosa va perlomeno rivista. Perché lo dico questo? Sono d'accordo evidentemente col dottor D'Ascanio e non possiamo non essere d'accordo tutti sulla necessità di spalmare i servizi per dare servizi di qualità, quindi servizi migliori e più rispondenti al crisma della prossimità. Lo dico perché dobbiamo un po' preoccuparci senza andare in stato di agitazione ancora, perché nel riscontro che ho avuto dal capo di gabinetto del Ministero quando c'era la ministra Cartabia, i dati numerici che non devono, la mia preoccupazione sta nel fatto che i dati a volte vengono dati, scusate il gioco di parole, a chi li chiede, quasi per confortarne l'animo. Cioè in quel riscontro, per essere chiari, ci siamo ritrovati scritto che la percentuale di scopertura in termini di organico, quindi parlo di chi lavora, non solo di chi decide a ruoli organizzativi e gestionali, quali il presidente del tribunale, che la percentuale di scopertura, sto parlando di una missiva del 24 ottobre 2022, di un anno fa, praticamente inferiori, c'è una percentuale di scopertura per il Tribunale di Lanusei e per l'area di pertinenza del 15%, dinanzi a un dato nazionale del 23% e dinanzi al dato del distretto di Cagliari del 20%. Come dire, voi tutto sommato... Dovremmo essere anche contenti. Ecco, anche perché giusto 2 anni prima, con la legge 77 del 2020, erano state indette 2 procedure concorsuali con fondi PNRR per coprire quel vuoto e quella carenza. Perché ho fatto questo ragionamento? Laddove la tecnocrazia che sostiene l'apparato politico di chi decide, legislatore regionale e nazionale, rischia di essere l'alibi per non andare incontro alle attese sacrosante dei cittadini, si tratti di giustizia, si tratti di sanità, si tratti di istruzione, diventa un mostro che noi abbiamo il sacrosanto dovere tutti, destra-sinistra, destro-sinistro, parte professionale e parte civile, di combattere. Io temo che, io spero che Nordio non assuma le vesti di Babbo Natale per poi tornare l'anno prossimo, ma che ci dia un riscontro all'ultima missiva che appunto gli abbiamo indirizzato, dove non solo abbiamo chiesto conto delle sorti del carcere, ma evidentemente abbiamo chiesto conto delle sorti del tribunale, perché se rigira i dati dicendo no, ma voi siete a posto, tanto il presidente sta arrivando, ok, io dico che dobbiamo, e chiudo la riflessione così come l'ho intrapresa poc'anzi, dobbiamo ragionevolmente preoccuparci, nessun dorma, questo intendevo dire prima, e stare dunque serenamente ma ragionevolmente
allerta. La Regione che responsabilità? Potrebbe individuare risorse per degli interventi strutturali di carattere materiale, però poi per il resto sono molto limitate le competenze. Se dovessimo entrare nella sfera delle risorse professionali che operano dentro il carcere, evidentemente la competenza manco essa può essere regionale. Mi sia consentito un inciso: io ho chiesto risorse con un emendamento per una nuova stazione forestale a Tortolì. Evidentemente quell'emendamento non è passato. C'era una parte di quella norma impugnata che voleva rafforzare le capacità di polizia giudiziaria del corpo forestale. Bene, anch'essa norma è stata impugnata. E chiudo davvero semplicemente per far notare a chi ci ascolta che il dovere della politica, di tutti, è quello di mettere al riparo i cittadini, pochi, richiamo il figlio il prodigo qua, pochi, ma quelli che necessitano necessariamente di quei servizi che nessuno può negare, perché se andassimo ad assecondare i dati, noi tra 30 anni saremo molti di meno dei 60.000 che prima l'avvocato ci richiamava. Ecco, quindi dobbiamo veramente vigilare fiduciosamente affinché non accada il peggio, ma appunto siamo ragionevolmente anche fiduciosi. Beh, l'importante è che la Befana non ci porti i carboni, non ci porta, magari poi ce li porti davvero. Davide Burchi. Sì, dobbiamo continuare a ragionare come territorio, dobbiamo continuare a ragionare tutti insieme, a condividere le strategie, a cercare di essere proattivi per cercare di valutare tutte le opzioni possibili per garantire questo livello di servizi, quindi non solo avere un atteggiamento passivo o di opposizione laddove si assumono decisioni, ma cercare di prevenirle. Prima discutevamo di questo aspetto, per esempio, quanti sex offender ci sono in tutta la Sardegna? Ce ne sono più o meno 120-130 a seconda del periodo. Bene, noi dovremmo cercare di rivedere la struttura del San Daniele in maniera tale da raggiungere una capacità ricettiva che si avvicini a quel numero. L'UEP regionale sarebbe felicissima di creare una struttura adeguata. Spieghiamo che cos'è l'UEP, sì. L'ufficio dell'esecuzione penale esterna. Praticamente è un ufficio collegato appunto al Ministero della Giustizia che svolge una funzione rieducativa. L'articolo 27,3 della Costituzione è quello che dice che la pena deve avere una finalità rieducativa, cioè il detenuto ha sbagliato ma poi deve essere reinserito nella società. Come si fa? Con degli strumenti e soprattutto con gli educatori, con gli psicologi, con dei percorsi che le persone, i detenuti, i carcerati, devono essere messi nelle condizioni di fare. Da questo punto di vista c'è un percorso specifico per alcuni tipi di reati, tipo quello appunto quelli a sfondo sessuale. Da questo punto di vista, per l'UEP regionale, avere la possibilità di avere un punto di riferimento importante alla NUSEI certamente è fondamentale. Ma io dico di più, noi abbiamo come territorio più volte cercato di rivendicare il fatto che venisse costruito un nuovo carcere. C'è anche nel PUC del comune di Lanusei prevista un'area dedicata che metteremo ben volentieri a disposizione del Ministero della Giustizia. Cioè dobbiamo cercare in tutti i modi di fare in modo che ci siano delle possibilità in più di crescita. E davvero mi piace il fatto che comunque l'Ogliastra, per quanto in alcuni momenti, soprattutto quelli elettorali ma non solo, comunque assume delle posizioni diverse, quando c'è la difesa dei servizi agisce in maniera responsabile e all'unisono ci mettiamo a disposizione. Quindi un segnale di maturità e di consapevolezza che abbiamo guadagnato faticosamente, lavorando insieme. Per molti è scontato, non è così, altri territori non riescono a farlo. Non sono solo gli amministratori, i consiglieri regionali, sono davvero tutta la cittadinanza è attiva. Credo che la Camera Penale e il Consiglio dell'Ordine da questo punto di vista siano un bel esempio. Camera Penale, Mario Solanas. Sì, la Camera Penale chiaramente prende atto di quelle che sono le problematiche, così come sono emerse oggi. La politica, giustamente come diceva il Salvatore, politica regionale non è che possa fare tanto se non individuare le risorse, perché sappiamo che i presidi giudiziari dipendono direttamente dal governo centrale, quindi dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia.
Ecco, io vorrei, chiaramente siamo in questo momento storico, vogliamo essere ottimisti, ecco, dico questo, vogliamo essere ottimisti perché, come diceva prima, se non erro, il dottor D'Ascanio, sembrerebbe che non sia all'ordine del giorno, diciamo, di questo governo una riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici giudiziari, che ricordo a me stesso, ormai l'ultima risale al 2012, il cosiddetto decreto che aveva sforbiciato i tribunali, 37 tribunali ordinari, se non erro 352 sezioni staccate di tribunale, tra cui Olbia, ricordo, e più di 450 uffici del giudice di pace. Quindi ci chiediamo tutti, chiaramente si chiedono come mai illo tempore il tribunale di Lanusei si salvò soltanto per una fortunosa deroga, che io definisco forse anche una sorta di miracolo, che era prevista all'ultimo momento nella delega al governo, era prevista questa deroga che erano fatti salvi, a prescindere dalle dimensioni e dal rapporto quindi con la popolazione, quei tribunali che avessero sede nei capoluoghi di provincia. E siccome all'epoca, se non ricordo male, era prima poi della soppressione, del ripristino, eravamo capoluogo di provincia, Tortolì, e ancora siamo in alto Lanusei, mare. Tortolì. Beh, il tribunale si salvò per questa ragione, perché altrimenti era nell'elenco dei tribunali da sopprimere. Quindi ci siamo salvati, speriamo, ecco, che di vivere ancora fino a 100 anni, insomma, con il nostro tribunale, con il servizio di giustizia e legalità, che ricordo non è soltanto importante per gli operatori del settore, quindi per noi avvocati, per i magistrati, per i cancellieri come il dottor D'Ascanio, o in generale per tutti i dipendenti dell'apparato giustizia, ma è importante per il territorio, per tutto il territorio ogliastrino, e soprattutto ha una funzione di prevenzione della criminalità. Non dimentichiamoci che il fatto che esista un presidio di giustizia dietro la porta ha una funzione di prevenzione anche nel crimine, e noi sappiamo, insomma, che la nostra Ogliastra in quanto a crimine, insomma, non è all'ultimo posto, ecco. Quindi diciamo che un po' gli animi si sono calmati, diciamo che si sono calmati, siamo diventati più è importante, insomma, che la giustizia e la legalità si sentano vicini al cittadino, e questo è preeminente sotto il profilo anche storico-culturale di fondamentale importanza. Al Presidente del Consiglio degli Avvocati, l'onere e l'onore di chiudere questa nostra Voglio serata. affidare le mie conclusioni prendendo spunto da quanto detto da Mario, quanto è successo nel 2012-2013. In quell'anno, in quel periodo, era effettivamente quasi certa la chiusura del Tribunale di Lanusei. Io ricordo, ero un giovane consigliere dell'ordine, all'epoca il presidente era l'avvocato Gianni Carrus, con cui abbiamo fatto tantissime battaglie insieme, e ricordo quei momenti come dei momenti di forte unità, compattezza e coesione, che ha riguardato non soltanto l'avvocatura, ma l'intero territorio. Il ricordo delle manifestazioni alla Lanusei organizzate dal COA, dall'avvocato Carrus. Ricordo che anche in quel momento però è intervenuta la politica. La politica è intervenuta, ecco perché è importante, non soltanto a livello regionale, ma a livello nazionale. È importante la politica quando deve aiutare il territorio. In quel particolare contesto storico, il Tribunale di Lanusei, grazie anche alla mobilitazione del territorio e all'aiuto della politica, è stato salvato perché è stata introdotta quella norma che salvava i tribunali capoluogo di provincia. Questo per dire che quando l'Ogliastra deve difendere i propri servizi essenziali, quali sono i presidi di giustizia, quali possono essere anche gli ospedali, deve andare unita, coesa, a prescindere dalle diverse fazioni politiche. Deve essere unita per garantire ai cittadini
quei servizi essenziali che sono costituzionalmente garantiti. Io, riprendendo le parole di Salvatore, sono preoccupato, ma voglio essere anche ottimista. Voglio essere anche ottimista perché abbiamo la capacità di rendere tutti noi, tutte le forze ogliastrine, di far sì che l'Ogliastra consenta di dare ai propri cittadini quei servizi essenziali di cui ha bisogno. Io nell'ultima lettera che ho scritto al Procuratore Generale, con riferimento alla situazione di giustizia, ho detto che avvertivo come cittadino ogliastrino la sensazione di essere discriminato rispetto a cittadini di altre realtà. Perché? Perché la giustizia è il termometro della civiltà di una nazione. Quando la giustizia non risponde alle esigenze dei cittadini, non siamo in un paese civile. Non possiamo definirci paese civile e di conseguenza è necessario che da questo punto di vista le autorità intervengono immediatamente. Dunque io, concludendo, voglio essere ottimista per il futuro. Perfetto, con questo messaggio all'insegna dell'ottimismo io chiudo questa trasmissione. Ne approfitto chiaramente per farvi i migliori auguri di buon Natale, di felice anno nuovo. Lo stesso augurio lo rivolgo ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio chi in cabina di regia ci ha supportato in questa messa in onda, quindi Roberta Loi e Daniele De Murtas. Gentili radioascoltatori e gentili radioascoltatrici, buon Natale a tutti voi e buon 2024. Speriamo che tutto rimanga così com'è, anzi che vada in meglio e che soprattutto non ci tocchino il tribunale e il carcere. Buona serata a tutti. Crediamo nella forza della terra, crediamo nel lavoro, crediamo che per realizzare qualcosa di unico e genuino ci voglia dedizione, sacrificio e passione. Crediamo nei valori. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra, sempre al vostro fianco. Un sincero augurio di buon Natale e un 2024 di serenità e soddisfazioni. Le feste! Oddio, i bimbi! Cosa regalo? Per Ale il drone telecomandato all'utile e il dilettevole. Per Fede la specchiera con i trucchi, sempre all'utile e il dilettevole. E per mamma e papà? Un bel servizio da tavola Tognana, Guzzini o Giannini. È sempre all'utile e il dilettevole. Un mondo di giocattoli delle migliori marche. Trudi, Clementoni, Chicco, Lego e Hasbro. L'unico punto vendita giocheria in Ogliastra in via Mereo 42 a Tertenia. L'utile e il dilettevole è anche assortimento di addobbi natalizi e tutto per la casa. Tanti auguri e buone feste! Il mondo del lavoro cambia di continuo e non riesci a trovare quello giusto. Se sei disoccupato e maggiorenne, IEFCA ha la risposta che fa per te, con i nuovi percorsi formativi come elettricista, meccanico, guida ambientale, escursionistica, saldatore nautico, assistente familiare e tanti altri. I corsi sono totalmente gratuiti e in più il tempo che dedichi alla tua formazione è rimborsato, comprese le spese di viaggio. Cosa aspetti? Entra a far parte del mondo del lavoro con IEFCA. Per tutte le informazioni chiama lo 0782 22 33 47. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Emi, cos'ha da dire sul capitolo Emi? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Emi perché è Emi. Emi Beauty Hair.
Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Il Natale, i regali, i parenti, la noia. Sabato 23 dicembre il centro commerciale naturale Simba di Tortolì presenta Ogliastra Christmas Party nella location del teatro tenda di Tortolì. Special guest Damante per ballare tutta la notte. Cerca la tua prevendita su ticketsms.it. Sabato 23 dicembre Ogliastra Christmas Party, teatro tenda Tortolì. Sui social segui le pagine ufficiali CCN, Simba e Proloco Rocce Rosse Tortolì. La natura è il tuo habitat, la natura è il tuo lavoro, l'utile e il dilettevole garden, tutto per chi vive l'agricoltura e l'allevamento con passione. Elettroutensili Stihl, abbigliamento da lavoro U-Power, mangimi e foraggi. Nel nostro garden trovi le semenze, le piantine e i concimi per rendere perfetta la tua coltivazione. Tempo di raccolta olive, la nuova gamma accessori Campagnola e Stoker in esposizione a L'utile e il dilettevole garden, via Sardegna 122, Tertenia, per chi fa della natura la propria passione. Sei un disoccupato maggiorenne? 1000 invii e ai tuoi curriculum nessuna risposta? Non sei stanco di sentirti dire "le faremo sapere"? Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company Tortolì presentano i nuovi corsi formativi per Nuoro Ogliastra e Sarrabus. Operatore forestale, tecnico contabile, estetista, saldatore e manutentore del verde sono solo alcuni dei percorsi proposti. Nessun investimento, nessuna spesa e il tuo tempo è rimborsato con indennità di spesa e di viaggio. Confesercenti Nuoro Ogliastra e Echi Company, insieme per formare il tuo futuro. Via Temo 23 Tortolì. Tutte le info allo 0782 22 33 47. È bello sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te. Per noi prendersi cura vuol dire ascoltarti, conoscerti, imparare a capire chi sei. Significa prestare attenzione ai dettagli e non dare nulla per scontato. La cura è ciò che ci unisce da oltre 50 anni, perché prendersi cura vuol dire esserci. Ed essere Lube significa esserci sempre. Lube Creo Store, via Repubblica 9 a Lanusei e anche in via Monsignor Virgilio 74 a Tortolì. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 9992.